Nell'ambito del cartellone della stagione teatrale del Teatro Pirandello è andato in scena Lumie di Sicilia, inserito nel Festival Pirandelliano, uno spettacolo in due tempi con un intenso adattamento dell'omonimo atto unico di Luigi Pirandello e della novella, curato e diretto da Francesco Bellome e Antonella Lobianco, e che ha visto sul palco un cast di talento, tra cui Francesco Mirabella, Nadia Perciabosco, Veronica Rega, Francesca Somma, Elena Cianni, Antonio Coppola e Lorenzo Rossi, una rappresentazione teatrale accompagnata da una colonna sonora che ha abbracciato i classici italiani degli anni 50 e 70 e che è stato particolarmente apprezzato dal pubblico che ha assistito agli spettacoli. Nel Festival Pirandelliano e ospitato nel cartellone del Teatro Pirandello. Uno spettacolo che nella linea della tradizione diventa comunque molto innovativo. Diceva Pirandello, la mia opera non è fissa, è in continua evoluzione e cambia così come cambia la vita. Partendo da questa frase di Pirandello ho ritenuto opportuno riadattare intanto lo spettacolo L'atto unico Lumie di Sicilia, aggiungendo un secondo tempo che prende spunto dalla novella L'abito nuovo, da cui poi Edoardo insieme a Pirandello scrissero proprio un testo teatrale, anche se Pirandello morì dopo 4-5 giorni dall'inizio della collaborazione. Allora ho idealmente preso i personaggi di questa novella per inventare, diciamo, il secondo tempo dello spettacolo. Ho ambientato la prima parte nel 1950, quindi trovandoci poi 18 anni dopo, con Sina e Micuccio che si sono sposati, hanno avuto una figlia, poi Sina è ritornata non riuscendo a resistere al fascino del palcoscenico alle sue tournée, muore Sina e lascia Micuccio erede universale di tutte le sue proprietà. Micuccio non le vuole accettare perché è frutto, a suo dire, di una condotta di vita moralmente criticabile, ma poi in seguito di tutta una serie di episodi, non ultimo un'apparizione in sogno di Sina, e qui mi rifaccio alla grande tradizione dei film di Sergio Leone, dove la teoria del sogno, che poi è di Freud, veniva messa in atto, quindi con ricordi del passato misti a una situazione di futuro visionario. A seguito di questo incontro appunto nel sogno cambia completamente la vita di Micuccio, che poi decide di accettare l'eredità. Infatti dopo 18 giorni che si trova a Venezia ritorna vestito benissimo, contrariamente a quanto lui era abituato a fare, e dice: a Venezia i sogni fra raggi di sole e acqua si realizzano talvolta, wagon restaurant, abito nuovo, c'est la vie. In tutto questo ho utilizzato una colonna sonora molto particolare, con brani che vanno all'inizio da Mambo Italiano, passando a Non ti scordar di Un bacio a mezzanotte, a Bambola di Buscaglione, finendo con Insieme a te non ci sto più, e nel secondo tempo utilizzando Battisti, Dick Dick, Luigi Tenco e persino Nicola Di Bari. Ho osato, penso che il risultato sia stato apprezzato dal pubblico e quindi andiamo avanti. Posso fare un bilancio di questo Festival Pirandelliano che ha toccato Agrigento, Ragalmuto, Licata e Santa Margherita del Belice? Ma ritengo che sia stata un'iniziativa molto valida, al di là della qualità dei prodotti, perché abbiamo avuto da Gianfranco Iannuzzo a Michele Placido, a Pippo Pattavina, e adesso chiuderemo, questo è stato il penultimo spettacolo Lumie di Sicilia, chiuderemo col Berretto a Sonagli con Enrico Guarneri, che si svolgerà a Canicattì e a Sambuca di Sicilia. Ritengo che sia stato importante prevalentemente perché ha rivitalizzato questi teatri che sono stati inseriti nel contesto dei teatri monumenti nazionali, ma al tempo stesso ha ricreato una vivacità sociale e culturale che consente a questi teatri appunto di vivere nella maniera che è più consona appunto ai luoghi deputati all'arte. Brevemente, ieri sera abbiamo visto Placido, tuo grande amico, che proprio tributava in Agrigento la sua crescita teatrale fino a che, diciamo, è arrivato a realizzare questo film proprio sulla vita di Pirandello. Ma con Michele ci lega una antica amicizia, abbiamo lavorato per 10 anni portando
Pirandello in tutti i teatri migliori d'Italia. La nostra conoscenza risale alla settimana pirandelliana, come Placido ha detto, fu il luogo dove lui si innamorò di Pirandello. Con mio padre in particolare c'è stato un rapporto proprio sugli studi pirandelliani importante, e adesso c'è stato questo film dove si mischiano, oltre a una serie di verità pirandelliane, tra l'altro approvate anche dalla famiglia, anche sì, la visionarietà, ma al di là del titolo, l'Eterno Visionario non è solo Pirandello, l'Eterno Visionario è anche Michele Placido, che è riuscito a trasporre in quest'opera, anche lui attraverso una serie di flashback, attraverso una serie di episodi della vita di Pirandello, tutta la tematica pirandelliana, mettendo in particolare risalto il Pirandello uomo e quello che era Pirandello anche nei rapporti talvolta non sempre idilliaci con la moglie, con i figli. E questo film inoltre ha una grande capacità di emozionare, ma bisognerebbe andare a guardare quello che c'è stato dietro a questo film. C'è la ricostruzione quasi maniacale di tutta una serie di ambienti, dalle stazioni alla situazione del Nobel, e poi è anche un grande manifesto promozionale per Agrigento, perché grazie alla Valle dei Templi e al nostro splendido teatro viene molto valorizzata in un momento in cui sappiamo benissimo che la telecinema promozione, come abbiamo visto con i romanzi di Camilleri, che hanno dato un grande aiuto a quella che è la promozione del territorio, alla stessa maniera credo che stia funzionando per la nostra città. Sono dell'orto dello Zio Prete. Te lo ricordi l'orto dello Zio Prete o Paesi? Ma certo, quell'orto che sembrava il giardino dell'Eden. Sì, ecco, tu ora questi non li devi neanche toccare, non li devi sfiorare neanche con lo sguardo. Sentite che ciao, sentite l'odore del nostro paese.